Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, oggi dedicato all'analisi post-voto, naturalmente a tutto ciò che ne discende. Intanto, tra poco dovremo essere in grado anche di mandare un breve spezzone, andato in onda poco fa su Rai News 24, con l'intervento di Matteo Salvini a commento del voto. Alle 11, peraltro, Matteo Salvini sarà anche sulla 7, alle 11.30 in TV sulla 7, alle 11.30 la conferenza stampa dalla sede qui di Via Bellerio che manderemo in onda in diretta. Alle 11 però parleremo anche con Maurizio Bianconi, ex tesoriere di Forza Italia e protagonista delle cronache politiche di oggi per quanto riguarda le reazioni del partito di Berlusconi anche al voto in Emilia Romagna e in Calabria. Però intanto questo breve inserto di Matteo Salvini poco fa Rai News 24, la trasmissione sta continuando in questi minuti, poi dovremo essere in grado, compatibilmente col fatto che è in viaggio, di collegarci anche con Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega Nord. Matteo Salvini, che vorrei intanto salutare, benvenuto, anche bentornato a News 24. Salvini, lei è molto polemico con Matteo Renzi, però con una battuta su una cosa è d'accordo: Forza Italia e 5 Stelle li avete asfaltati. Ma guardi, sono molto felice evidentemente perché guardavo i numeri reali. Il dato drammatico è l'affluenza alle urne, nel senso che 2 emiliani e romagnoli su 3 sono rimasti a casa, quindi è una sconfitta anche per me, evidentemente. Però in 6 mesi abbiamo raddoppiato i voti concreti e quadruplicato la percentuale, quindi è un bell'inizio per quella che io voglio giocarmi come partita nazionale in tutta Italia, ovvero sia sfidare Renzi non sulle polemiche ma sui temi concreti. Noi abbiamo abbiamo perso l'audio da Milano. È diversa. Ecco, adesso lo torniamo a sentire. Avete perso l'audio? Eccoci. Ecco. Quindi noi stiamo preparando un progetto di vita per l'Italia totalmente alternativo a quello di Renzi. Non sto qui a gloriarmi del fatto di aver superato Forza Italia e 5 Stelle. Io ho 9 consiglieri regionali che da oggi devono tornare in Emilia a battersi per l'esenzione fiscale per i terremotati e gli alluvionati, difendere i piccoli ospedali come ci siamo impegnati a fare e venire con me a Bruxelles per dire a questa Europa che sta massacrando la nostra agricoltura che non ci serve. Se questa è l'Europa possiamo uscirne e possiamo ricominciare da capo con la nostra fatica. E quindi la soddisfazione è enorme, ovviamente. Difficile per me viene adesso, ecco, perché voglio meritarmi questi voti e parlare anche a chi futuro, non mi dà ancora fiducia. C'è l'oggi e il domani, no? Lei ha detto noi abbiamo un progetto politico alternativo che guarda anche oltre i confini della Lega. Che tempi immagina per questo progetto politico che, da quel che abbiamo capito, accompagnerà la Lega Nord nel resto del paese? Insomma, alle prossime regionali in Campania o in Puglia ci sarà un partito che fa riferimento a lei e alla Lega Nord? Sicuramente sì, che nascerà dal territorio, non è che andremo a colonizzare la Puglia o la Campania, però alcuni nostri temi sull'immigrazione, sul lavoro, sulla legge Fornero, sugli studi di settore, sul fisco. Noi il 13 dicembre a Milano abbiamo invitato il professor Rabushka, che verrà dagli Stati Uniti, che è l'inventore della flat tax, dell'aliquota fiscale unica secca del 15% per famiglie e imprese, che è la nostra proposta per rilanciare l'economia in Italia, altro che Jobs Act. Il Jobs Act porterà posti di lavoro zero dal nostro punto di vista, perché l'ambulante che ho incontrato a Busseto, in provincia di Parma, mi ha fatto sulla carta del formaggio i conti di quello che paga in tasse a fine mese ed è il 72%. Quindi cosa stiamo parlando dell'articolo 18, il Jobs Act? L'Italia riparte se dimezzi le tasse, il resto è fuffa. Io vorrei sentire sulla flat tax il professor Daveri. Cosa ne pensa, professore? Questo era il breve inserto da Rai News 24 poco fa. Intanto però siamo in collegamento, come anticipato prima, con Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega Nord. Buongiorno Claudio. Buongiorno Giulio, ciao. Allora, tu hai affidato, l'abbiamo letto stamani in rassegna stampa a Facebook, il primo commento sul voto. Forza Italia schiantata dopo il tradimento degli elettori di Forza Italia appoggiando Monti e poi Renzi. Movimento 5 Stelle schiantato, in politica ci vuole gente competente, tu dici, e poi alla fin fine
o crescono e provano a parlare con noi sulla questione anche della battaglia comune contro l'euro e questa Europa, o sono finiti. Per il PD è l'inizio della fine. E poi soprattutto quello che abbiamo sentito anche da Matteo Salvini poco fa, una grande novità, anzi una serie di grandi novità per consentire a tutti, tu scrivi, di partecipare alla lotta di liberazione dal PD e dall'eurismo della moneta unica e delle frontiere spalancate, sia alle persone che alle merci, attraverso quell'altro accordo internazionale transatlantico, il trattato di partnership transatlantico con gli Stati Uniti. Insomma, avremo delle novità a breve, però voglio intanto il tuo commento live, oltre a quello affidato a Facebook, sul voto, dove abbiamo sentito prima, ma è un dato che si impone, Matteo Salvini ricordare il fatto che 2 elettori su 3 comunque non sono andati a votare in Emilia-Romagna, una delle regioni simbolo, se non la principale regione simbolo del tradizionale dominio PC-PDS-PD. Sì, non si può prescindere da questo dato, perché è una cosa assolutamente impressionante che una regione militarizzata dal punto di vista politico come l'Emilia Romagna abbia portato solo il 37% delle persone a votare. Questo significa veramente una profonda malattia della democrazia. La nostra sfida sarà quella di convincere tante e non tutte queste persone che hanno deciso di rimanere a casa della nostra proposta. Alla fine è ovvio che dobbiamo gioire del risultato che abbiamo ottenuto, però veramente abbiamo iniziato solo a giocare. A noi non interessa assolutamente essere i primi dell'opposizione, essere davanti a Forza Italia, davanti a 5 Stelle. Certo, non pensavamo minimamente. Qualche giorno fa, insomma, parlando con Matteo, gli dicevo: guarda, secondo me riusciremo ad arrivare davanti a 5 Stelle. E lui mi dice: vabbè, ma caspita, loro partivano dal 20% e dal 5% soltanto pochi mesi fa, no? Eppure invece vedi che le cose possono succedere. Quello che noi faremo è continuare a proporre idee, non cose, non parole, non robe comprensibili. Noi porteremo avanti delle idee in modo tale che sia chiarissimo cosa significa votare per noi. Ecco, ma dal tuo punto di vista, Claudio, non pregare nessuno. Dal tuo punto di vista, Claudio, questa massiccissima astensione dal voto in Emilia-Romagna cosa dice da un punto di vista contenutistico, programmatico, in relazione anche al progetto del quale tu parli, del quale Matteo Salvini parla, e che è un progetto di cambiamento radicale, con proposte precise, con un programma preciso? Secondo te quell'astensione lì ha a che fare con questo, o è semplicemente, come dire, un'astensione dovuta al fatto che sei miserita anche la classe politica del PD in Emilia-Romagna? L'astensione è tutto un problema in casa PD. Noi abbiamo l'elettore del PD dell'Emilia che per protestare, il suo primo step di protesta comprensibile è quello di non votare. Infatti c'è stata una specie sono convinto che ci sia stata proprio una specie di congiura silenziosa da parte di molti degli elettori del PD, cioè sta a casa. Il problema è che in parallelo questa congiura silenziosa di protesta coinvolge anche quasi tutte le altre forze, vale a dire Forza Italia, vale a dire 5 Stelle, in buona sostanza tutti quelli che in passato avevano creduto in qualcosa hanno come prima reazione hanno detto no, stiamo a casa. Il nostro secondo passaggio deve essere quello di convincerli. Noi siamo una soluzione. Io mi rendo conto che è difficile per tantissimi pensare di dire posso votare Lega. Mi rendo conto, per carità, è ovvio che da dentro uno dice ma perché, ma cosa c'è di male, siamo brave persone, arrivano all'esterno. Io mi rendo conto che ci a pensare, per chi ha votato PD fino a ieri, di dire voteremo Lega, ma io sono convinto che è una sfida che possiamo battere e si può vincere soltanto con coerenza e idee concrete. Ecco, da questo punto di vista qua, tu ritieni che il fatto di fare delle proposte concrete in un'epoca nella quale sembra tutto giocato invece sull'apparire, sul twittare, sui messaggi mediatici, possa essere una chiave di volta? Deve essere una chiave di volta, ma soprattutto
devono essere, quello che la gente deve dire, che noi proponiamo idee radicalmente diverse. Cioè, fino adesso la gente si è resa conto che andare a votare a destra o a sinistra nelle alternanze che ci sono state negli ultimi 10 anni ha comportato esattamente la stessa cosa. Io sono convinto che molti, sia per le elezioni regionali, sia per le elezioni comunali, sia per le elezioni nazionali, quando ci sono state alternanze non abbiano percepito una differenza sostanziale ogni volta che arrivava la sinistra al posto della destra e viceversa. Bene, questo è stato un grave errore dal punto di vista della destra. Noi le nostre idee saranno radicali, non ci sarà lo 0,5% di effetto in meno piuttosto che lo 0,2% dell'IVA in più. Noi proponiamo un mondo nuovo. Abbiamo anche imparato dagli errori del passato, ma uno deve sapere che noi proponiamo una cosa di totalmente diversa. Per cui quello che proporremo non sarà sicuramente una roba fatta uguale al passato, ma che garantiamo sarà fatta un po' meglio. Sarà una cosa molto molto diversa, e se qualcuno si riconoscerà in questo enorme cambiamento che noi vogliamo fare a tutti i livelli, dal punto di vista della moneta, dal punto di vista del fisco, dal punto di vista del tipo di Stato, allora si riconoscerà in merito. Questa sarà la nostra strategia. Senti, al di là delle prese di posizione polemiche e magari anche superficiali, c'è qualcosa di solido, di concreto nell'interlocuzione con altri partiti? Non mi riferisco a questo piuttosto che a quell'altro partito. In generale, dico, come responsabile economico, tu stai parlando con qualcuno della proposta, per esempio, di tassa unica al 15% e di tutte le altre proposte da qui alle prossime settimane verremo a conoscenza più in dettaglio? Allora, io sto parlando con tutti, anche se do delle priorità. Per esempio, la mia priorità in questo momento, sono in treno, sto andando a Livorno, sto andando a parlare con gli operai della TRV, licenziati perché una ditta tedesca ha comprato la loro fabbrica e li ha chiusi, ha chiuso la sulla faccia. Ecco, per me le priorità sono questa gente qua, che hanno sempre creduto in un modello portato avanti dal PD, della finta prosperità che doveva arrivare dall'euro, dal lavoro, dal sistema germanocentrico del PD, che invece si trova a questa strada. Queste sono le mie priorità. Detto questo, poi dopo noi parleremo veramente con tutti, senza differenza alcuna. L'importante, una cosa però deve essere certa, che noi non avremo niente di compromesso. Basta, i compromessi sono una cosa del passato, noi porteremo avanti le nostre idee, su quello non avremo dubbi, perché il compromesso non pari. Ecco Claudio, Renzi ha appena commentato dicendo vittoria netta, bravissimi, massimo rispetto per chi vuole chiacchierare, noi nel frattempo cambiamo l'Italia. Ma secondo te adesso, al di là di tutte, anche qui, al di là delle polemiche contingenti che lasciano il tempo che trovano, ma c'è un progetto di solido, tu lo intravedi, diciamo, anche sotto il profilo squisitamente economico, la tua principale competenza, tu intravedi un vero progetto? Perché al di là del fatto noi continuiamo a dire cambiamo l'Italia, rivoluzioneremo l'Italia, faremo. Ma la cifra dominante qual è, secondo te? Giulio, aspettami un secondo, perché ho un lavoratore che l'ha rispettato, il controllore che mi sta chiedendo il biglietto. Certo, ci mancherebbe altro. Aspetta un secondo. Siamo in diretta naturalmente e siamo anche in un contesto nel quale abbiamo raggiunto Claudio Borghi Aquilini in viaggio in treno, come ci ha appena spiegato poco fa. Adesso appena eccoci. Claudio, era il bello della diretta, diceva qualcuno di molto più esperto di me. Controllore di fianco mi guardava. Un po' stranito immagino, però ti volevo chiedere appunto, al di là delle polemiche quotidiane e via dicendo, e vedo Renzi twittare massimo rispetto per chi vuol chiacchierare, noi nel frattempo cambiamo l'Italia, e al di là appunto delle contrapposizioni sterili, ma secondo te c'è un'anima economica reale, un qualcosa di leggibile dal punto di vista del programma economico nel governo Renzi, nella sua strategia, nel modo di procedere? C'è una filigrana riconoscibile? Purtroppo il programma di Renzi è molto leggibile ed è esattamente identico a quello di Monti e quello di Letta, come abbiamo detto tante volte.
L'unica differenza è la sua enorme abilità nel buttare fumo negli occhi. Se noi ci ricordiamo con che sfrontatezza questo signore riesce a dirci, facendo la mega slide, che ci sono 18 miliardi di tasse in meno, quando il suo stesso documento di programmazione economica certifica che invece la pressione fiscale sale. Tutti noi ce ne accorgiamo, no? Perché bene o male alla fine il nostro conto corrente non mente, però uno può sempre avere il sospetto che magari è solo lui a essere sfortunato. Non è vero, in realtà sono tutti a essere presi in giro con Monti, e in questo momento il suo unico interesse è durare quanto più possibile per riuscire a spendere quanta più parte possibile del patrimonio italiano. Vedrete che ci saranno accelerazioni sulla vendita di Enel, vedrete che ci saranno accelerazioni sulla vendita di Eni, tutto quello che potrà fare per regalare via e avvelenare i pozzi per chi arriverà dopo lui farà. Per questo che dobbiamo veramente non dormire e prepararsi a ogni tipo di resistenza, diciamo così, perché questo signore non sta facendo l'ultimo interesse. Bene, Claudio, io ti saluto, ti ringrazio, ti lascio al tuo viaggio verso Livorno e gli operai della TRV. Noi parleremo di questo e di tutti gli altri temi giovedì nel consueto appuntamento nella conversazione con te. Intanto grazie per questo flash. Giulio, dimmi. Scusa se posso permettermi, poi dai antenne, perché oggi presenteremo, giusto per far capire che non ci addormentiamo sugli allori, ho presentato un emendamento che andrà nella legge costituzionale che sta venendo discusso questi giorni alla Camera, dove si fisserà un principio importantissimo dal punto di vista dell'occupazione, per cui vedrai che avremo di che parlare. Occupazione, benissimo. Grazie a Claudio Borghi Aquilini. Grazie a tutti. Oh, e anche il regalo per lo zio Pietro è fatto. Dai che ci siamo quasi. Che manca ancora? Allora, abbiamo detto, per tuo fratello Marco un orologio esagonale a 15 lati per la sua collezione. Per Marta un armadio trasparente senza ante, così finalmente troverà subito cosa mettersi. Sì. E per Paolino, che va matto per i peluche, un riccio domestico senza spine da abbracciare quando va a letto. E per mia madre, scusa? Un cactus? Con Ikea non esistono regali impossibili. Scopri tante idee regalo per ogni gusto ed esigenza in negozio o su ikea.it/idee regalo. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E adesso un altro passaggio breve della intervista di Matteo Salvini a Rai News 24 poco fa, e poi apriamo una finestra su Forza Italia tramite il colloquio, la conversazione con Maurizio Bianconi, ex tesoriere e deputato di Forza Italia. E soprattutto se in prospettiva cambia veramente qualcosa. Lei ha detto mi interessa fino a un certo punto il fatto che l'abbiamo sorpassata Forza Italia, però non l'avete sorpassata, l'avete doppiata in Emilia Romagna. No, non ho ancora sentito nessuno, non rivendico primati né personali né politici, però offro una proposta di programma. Secondo me la gente, io mi sono fatto questa idea girando per 3 settimane l'Emilia e la Romagna, non ho trovato nessuno che mi parlasse della legge elettorale, del patto nel Nazareno, del premio di lista, della riforma del Senato, mi parlavano del terremoto, del mutuo a fine mese, delle 50.000 forme di parmigiano reggiano e grana padano che sono in cantina per colpa delle sanzioni economiche contro la Russia. Allora, uno può ridere, però quelli sono migliaia di posti di lavoro, quindi secondo me anche una visione strategica, un punto di vista sull'Europa e sul mondo diverso da quello di Renzi, in Italia è maggioritario, perché la Russia deve essere un alleato contro il terrorismo internazionale, non deve essere un nemico da guardare in cagnesco. Ovviamente non mi presenterò come Lega Nord in Puglia o in Calabria, perché fare la Lega Nord Taranto o la Lega Nord Salerno sarebbe un ossimoro, e quindi stiamo lavorando alla nascita di un soggetto che ormai è pronto, che su alcuni temi, il lavoro, la legge Fornero, l'immigrazione, i rapporti con l'Europa, la sburocratizzazione, il problema dell'imprenditore brianzolo, il problema dell'imprenditore salentino. Quindi io sono convinto, non so se saremo maggioranza, compreso il tema dell'euro, immagino. Torna a votare se ha una proposta concreta. Compreso il tema dell'euro. Ma guardi, ormai
Il tema dell'euro, essere contro l'euro ormai è anche inutile. Ci sono più di un'analisi a livello internazionale che dicono che la vita della moneta unica ormai è breve, quindi noi stiamo preparando il dopo. Il dopo può essere un euro a 2 velocità, può essere il ritorno alle monete Salvini, nazionali. c'era il senatore Naccarato qui in studio, mentre lei diceva, io ho girato molto i problemi, le persone non mi chiedevano della riforma del Senato, dell'Italia, come il senatore qui annuiva, però le posso chiedere se magari come primo gesto per iniziare un percorso insieme a Forza Italia chiede di abbandonarlo il Nazareno? Ma ognuno farà le sue analisi in casa sua. Sicuramente se prepara un progetto di Italia alternativo a quello di Renzi, non posso lavorare con Renzi sulle sue riforme, anche perché sono dannose. Faccio l'esempio delle province. Voi vi ricordate che per 3 mesi Renzi è andato in televisione dicendo sono stato bravo, ho cancellato le province, tanti politici in meno, tanti risparmi. Oggi se mandate le telecamere delle news in una qualunque delle sedi delle province italiane trovate decine di migliaia di dipendenti che non sanno cosa fare, che non hanno i soldi per non sapere che cosa fare, e se nevica chi è che spala la neve? Chi manuterrà le strade provinciali? Chi riscalderà le scuole che sono competenze della provincia? Quindi io a uno come Renzi, che fa il fenomeno con i soldi degli altri, non do neanche un dito, quindi figurati se gli voto una riforma elettorale che è solo di sua convenienza. E qua stiamo saltabeccando da un canale all'altro in attesa di metterci in collegamento anche con Maurizio Bianconi. Sulla 7 in questo momento. L'igiene è la prima cosa. Mi capita, anche se sono un leghista, lavo gli indumenti ogni tanto. Allora, è contento? Sono felicissimo perché abbiamo 9 consiglieri regionali che da oggi si devono meritare il fatto che abbiamo quadruplicato i voti in 6 mesi e quindi devono marcare a uomo i nuovi amministratori per seguire le battaglie su cui ci siamo impegnati, quindi aiutare i terremotati e gli alluvionati a non pagare le tasse, l'INPS, l'IVA da dove non possono farlo, aiutare i balneari della Romagna che sono massacrati dalle direttive europee, aiutare gli agricoltori e le partite IVA in Emilia che stanno soffrendo come bestie le sanzioni contro la Russia. Ci sono 50.000 forme di parmigiano reggiano e grana padano che sono in cantina perché qualche scemo a Bruxelles ha deciso di imporre le sanzioni contro la Russia, la difesa degli ospedali, soprattutto quelli di montagna, su cui ci siamo impegnati, però non ho vinto perché se 2/3 delle persone hanno scelto di rimanere a casa, ecco, ma infatti mi ha molto colpito Salvini un suo tweet credibile. Il tuo tweet di questa mattina, che è un tweet non salviniano, nel senso molto pacato, molto ragionato, che dice più del 60% di gente che non va a votare è una sconfitta per tutti. Perché tutta questa sfiducia secondo voi? Come tornare a coinvolgere? Lei sa bene che molti dicono che la sfiducia è stata anche un carburante che ha usato lei in questa campagna elettorale. Dire che tutto va male, che tutto fa schifo, che il governo non fa niente, che l'Europa è una trappola. No, ma io chiedo i voti per fare, non è che chiedo i voti per dire che va tutto male. Le politiche economiche del governo Renzi secondo me sono inutili se non dannose. Questa Europa con i suoi vincoli secondo me è dannosa, ma io propongo un altro modello economico e di vita, mi permetto di dire, a cui stiamo lavorando, sulle tasse, sull'immigrazione, sulla famiglia, sulla sanità, sugli asili nido gratuiti, che si potrebbero fare anche in Italia come in Francia. Io potrei passare la giornata saltellando di qua e di là, dalla 7 a Rai 3, dicendo ho quadruplicato i voti, viva, viva, viva. Però se 2 emiliani su 3 sono rimasti a casa è un problema anche per me, e quindi a me il compito di essere abbastanza concreto e credibile, perché quando si voterà, e si voterà presto immagino, perché Renzi ha capito che la gente l'aria la che tira, volta, per usare il nostro titolo, la terza volta, voglio essere pronto. Esatto. Allora, voglio sentire il parere subito dei nostri altri ospiti, che sono Augusto Minzolini, Forza Italia, e Danilo Leva, Partito Democratico. Benvenuti. Buongiorno. Minzolini, il problema, sentiremo anche Bonaccini più tardi, insomma, poi arriveremo anche in Emilia, però nel corso della puntata. Però io volevo che, insomma, desse una risposta a Salvini, nel senso che Salvini da una parte ha dimostrato di essere l'unica corpo vitale della destra, diciamo la verità. Insomma, rispetto a voi che avete avuto un risultato veramente pessimo, e dall'altra però dice con, devo dire, serietà che insomma sì, certo, siamo l'unico corpo vitale, poi se la gente rimane a casa in quantità ormai massiccia,
insomma sono vittorie un po' di Pirro, no? No, ma io sono d'accordo, diciamo, il risultato non è, diciamo, pessimo, è terrificante. Il punto, però posso dirti una cosa, io francamente me l'aspettavo sia da una parte sul centrodestra sia dall'altra parte per quanto riguarda il centrosinistra. Cioè quello che viene meno è che c'è un'assenza di rappresentanza dell'attuale scenario politico rispetto alla società e non avendo una rappresentanza tu rischi poi di avere le piazze piene, la violenza che cominciamo, diciamo, a... Bene, allora lasciamo Augusto Minzolini negli studi di La 7 e invece diamo il benvenuto, annunciato poco fa, a Maurizio Bianconi, parlamentare, deputato di Forza Italia e già tesoriere di Forza Italia. Buongiorno intanto Bianconi. Buongiorno. Allora, torniamo a risentire. Non è un tesoriere di Forza Italia. Io sono ancora vice segretario amministrativo vicario del Popolo della Libertà. Benissimo, mi scusi, ho sbagliato io, sbaglio ogni volta per la verità, perché non è la prima volta che ci sentiamo. Non è la prima volta che ci sentiamo e peraltro torniamo a sentirla con piacere perché sulla scorta della cronaca, naturalmente, perché lei ha preso una posizione molto chiara circa la situazione in Forza Italia, poi ripercorreremo il suo ragionamento. Intanto però io vorrei chiederle innanzitutto una valutazione da un punto di vista di quadro politico del voto in Emilia Romagna e in Calabria. Lei è stupito del risultato di Forza Italia innanzitutto e come la vede più in generale, compreso il dato massiccio della astensione in una regione militarizzata come l'hanno descritta in molti a favore del PD e della sinistra come l'Emilia Romagna? Sono stupito nel senso che secondo me Forza Italia ha preso anche troppo e quindi se c'è uno stupore è uno stupore al contrario, diciamo, mentre non sono stupito del successo della Lega perché la Lega dice tutto quello che gli elettori di centro-sinistra si vogliono sentir dire. Ora il problema della Lega è quello che è già stato vissuto in Toscana, che deve dimostrare di avere una classe dirigente territoriale idonea per lavorare con questi voti, insomma. Può essere una crisi di crescita. Che poi mentre la grande attenzione è una rivolta generalizzata del PD contro il PD. Una parte riguarda anche noi, ma la gran parte riguarda il PD contro il PD. Ma quella secondo lei è un'opinione pubblica, è un elettorato mobile o è temporaneamente andato in cantina e poi torna all'ovile di appartenenza al PD? Quelli del PD secondo me non sono molto mobili. Escono e entrano ma sempre dallo stesso buco. Non c'è da farci affidamento, ci vuole un'altra generazione. Ecco, lei ha detto prima, la Lega dice quello che l'elettorato del centrodestra vorrebbe sentirsi dire da chi lo rappresenta politicamente, ma secondo lei c'è spazio per ricostruirlo un centrodestra effettivamente o sono solo chiacchiere? Io la dico come la penso, sì. Come sempre. Io penso che il centrodestra abbia bisogno di una forza come era il Popolo della Libertà, cioè di centrodestra dichiarato, e di una forza come la Lega che gli faccia la punta di diamante. Se poi i messaggi si riescono a amalgamare, si può fare anche un partitone o una federazione elettorale. Di cosa non ha bisogno è del vuoto e del deserto che c'è rimasto alla sinistra della Lega e alla destra di Renzi. Ecco, onorevole Bianconi, si è eletto in questa settimana, parto dalla superficie per porle però un quesito un po' più di sostanza, credo, cioè si è eletto di una certa antipatia, tra virgolette, di Berlusconi nei confronti di Matteo Salvini e della Lega, che è stata poi sintetizzata nel fatto: cerchiamo di ospitarlo il meno possibile nelle nostre trasmissioni televisive sulle nostre reti, Salvini. Adesso, al di là di questo dato televisivo, secondo lei, diciamo, c'è incompatibilità, antipatia? Perché Berlusconi, diciamo, non gradisce questa Lega salviniana? Berlusconi non gradisce la competition sulla leadership e quindi non gradisce uno che si propone come leader del centrodestra. E invece sono i leader per i momenti,
per me il Salvini in questo momento leader ha grande valore trainante per il riposizionamento di Forza Italia, e questo può dar fastidio a Berlusconi. Quello che Berlusconi ci sta intorno non ha capito, che non è vero che i voti sono soltanto suoi. C'è una parte di voti che sono soltanto suoi, è vero, ma c'è una parte di gente che ha visto in lui l'ambasciatore delle sue idee, delle sue istanze, dei suoi valori, e non è disponibile a seguirlo ovunque, non è disponibile a seguirlo a sinistra. C'è una parte del suo elettorato, quello personale, che dice ormai Berlusconi è vecchio, ma per fortuna che c'è Renzi, che a Berlusconi gli piace tanto, che è giovane, quindi non ha tutto quel materiale o quel capitale di voti che ritiene di avere. Lui invece si illude di poter portare la banca dove vuole lui. La situazione è tanto drammatica che questi sono lussi che non si può più permettere. Come valuta lei, onorevole Bianconi, gli incontri di Villa Gernetto con i giovanissimi, che sembra debbano essere ancora replicati? Qualcuno ha parlato di un X Factor, modello diciamo competizione televisiva per scegliere nuove facce, un nuovo capo, e si è parlato anche, per la verità, di una regia di Guido Bertolaso. Il suo giudizio qual è su questa iniziativa? Guardi, è una delle iniziative tipiche di Berlusconi, che non mi avrebbe dato particolare fastidio se non avesse detto: guarda che io sono insoddisfatto dei miei parlamentari di adesso. Lui dovrebbe fare Gesù con 10 mani dei parlamentari di adesso, che ancora sono lì a votare l'abolizione del reato di immigrazione clandestina e essere disponibili la settimana dopo a fare il referendum, a votare la legge sulla fine del finanziamento dei partiti e poi dire che è una legge sbagliata, a dire che siamo di centrodestra e poi fare il fatto del Nazareno. Li dovrebbe fare Gesù con 10 mani a vedere delle persone così. Non può, di me può essere insoddisfatto, perché io dico sempre quello che penso, ma di tutti gli altri penso proprio di no. È stato un atto di ingratitudine molto grave, che è servito non tanto a offendere i parlamentari quanto a blandire i giovani, e questo è un suo modo di fare che non va bene. Non ci si può montare nello stomaco alla gente per far piacere che hai davanti. Poi quando c'è i parlamentari davanti dice: non ti preoccupate, senza di voi non saprei dove andare, ma io i giovani bisogna che ci parli. Non è più il tempo di fare questi giochetti. Bianconi, nel suo ultimo commento postato su Facebook, lei parte da Ennio Doris, l'uomo che ha fatto una banca intorno a noi, lei scrive, che ora mostra il figlio in TV. È stato anche intervistato dal Giornale, ha scritto un libro, L'uomo della finanza di fiducia di Berlusconi. Doris quanto pesa e perché è partito da lì lei nel suo commento? Perché è quello che mi ha fatto scoppiare tutte le gomme. Perché io posso anche criticare il presidente di Forza Italia che ha una politica ondivaga, posso criticare il presidente di Forza Italia che è amico di Renzi, posso criticare il presidente di Forza Italia, i Verdini, che fanno il patto del Nazareno, perché siamo sempre nell'ambito della politica. Ma questo che cavolo vuole da noi? Questo è il presidente di una banca, vada nella bancaccia sua, faccia il suo partito, non può fare la prima pagina del giornale e dettare la linea al partito dicendo: lo so che il patto da noi al partito ma fa bene all'Italia. Ma non mi risulta che sia un patriota, Doris, a me risulta che sia presidente di una banca che deve fare utili. Io non ci sto a fare il ramo secco dell'azienda. Questo veramente è stato un atto di disprezzo nei confronti della politica, di noi e degli italiani. È questo che mi ha fatto veramente storcere tutte le gomme. Ecco, lei scrive: Presidente Berlusconi, le vogliamo bene, ma per il bene di tutti prenda Doris, gli amici del patto del Nazareno, i volti nuovi, i selezionatori degli autodefiniti fedelissimi, anche adesso che è sfumata l'ipotesi di una candidatura, vada a fare il suo nuovo partito e lasci a noi, lei scrive sarcasticamente, immeritevoli, ingrati, che osiamo pensare e rispettare gli elettori, il compito di tentare con Forza Italia il riscatto, la rinascita del centrodestra finalmente all'opposizione. Però, insomma, parole chiare, chiarissime, come è nel suo costume, Bianconi, però c'è una sostanza che qua il patto del Nazareno continua a rimanere in piedi. Oggi c'è un'intervista sul Corriere del capogruppo al Senato Paolo Romani, il quale dice: ma c'è tempo, abbiamo tempo fino al 2018 per fare la legge elettorale e tutte le riforme.
Infatti Paolo Romani fu uno di quelli che dovrebbe andare nel partito di Silvio. È tutto normale. Cerchiamo noi di dire queste cose perché riteniamo che Forza Italia, contrariamente alla vulgata, oggi come oggi non sia la Forza Italia del 94, è la Forza Italia che consegue al PDL. A noi ci fu detto che se saremmo chiamati Forza Italia solo perché il brand aveva più appeal del Popolo della Libertà, ma dentro il Popolo della Libertà ci avevamo tutti. Quindi se a lui non sta bene che parla un partito di tutti, pretende di avere un suo partito personale, questo in questo momento non è questa Forza Italia, se ne fa un altro e non se ne parla più. Ma nella sintesi, lei ha capito se Forza Italia è a favore, per esempio, della riforma del Senato, da lei criticata severissimamente? Una parte è non a favore, è per come dice Berlusconi, è una parte contraria. È una cosa diversa. Io dubito che la riforma del Senato l'abbiano letta in più di 20. Questo è anche vero, peraltro. Mentre stamattina è uscita la notizia di Raffaele Fitto che dice che bisogna azzerare tutte le cariche in Forza Italia. Questo è un minimo, cioè io dico se vuoi andare vai, io non ti fermerò. E lui dice guardiamo se siamo tutti insieme ma azzeriamo le cariche, va bene anche così. Nel frattempo però Toti ha praticamente, riferendosi credo a lei, mi pare di aver capito perché la sua presa di posizione Bianconi è stata la più chiara, ha detto non si sa se sorridere amaramente o disperarsi di fronte a caricaturali descrizioni dell'azione politica di Forza Italia fornite da importanti dirigenti che dovrebbero avere a cuore il movimento. Scagliarsi contro ogni rinnovamento è come la difesa di rendite di posizione di chi in Parlamento evidentemente ci sta da troppo tempo. Non credo che lei si riconosca in questo identikit fornito da Toti. Se legava il Parlamento da troppo tempo ha fatto il ritratto di se stesso Toti. Per quanto appena arrivato, lei dice. È appena arrivato, ma è molto calibro paga di Berlusconi. Io non ci sono mai stato. Sì, io mi sono fatto la mia strada per conto mio, non sono arrivato presto in Parlamento perché non ho mai dettato la coda a nessuno. Ho sempre detto quello che pensavo, si figuri che in Alleanza Nazionale e nel Movimento Sociale io ho fatto la mia strada senza mai appartenere a nessuna corrente. E se lei ha un po' di pratica di politica ha idea di quanta difficoltà ci potesse essere nel Movimento Sociale e in Alleanza Nazionale andare avanti senza avere corrente. Era praticamente impossibile. Beh, onestamente credo che il background suo e quello di Toti siano molto diversi, parecchio diversi. Sì, voglio dire, è come che posso dire, è come un bambino che con un dito si butta in terra che pretende di dare dei cazzotti a Carnera, si rende ridicolo. Ecco, ma in grande sincerità, ma secondo lei perché Toti ha assunto questo peso? Che è un segnale, io non mi sto riferendo a lui come persona, come individuo, e non sto parlando di quello, politicamente parlando. Perché ha la fiducia di Berlusconi. Tanto semplice. Sì, ma il motivo, la domanda allora sarebbe, ma perché Berlusconi ha così fiducia in Toti? Questo mi deve chiedere a Berlusconi. E un'altra domanda che le voglio fare prima di lasciarle il suo impegno alla sua mattinata, so che è in viaggio verso Roma, però sempre in franchezza diciamo, ma che motivo c'è alla base di questo rapporto Berlusconi-Renzi? Perché con tutte le contraddizioni, perché a volte, come in questi giorni, nelle prossime settimane, Forza Italia avanza dei distinguo sulla finanziaria piuttosto che su altri aspetti. Lo stesso Berlusconi è tornato a parlare di un diluvio fiscale su famiglie, imprese e pensionati. Non si può andare avanti così, però alla fine si va avanti così, anzi c'è un patto. Secondo lei la ragione vera, fondamentale, o le ragioni base di questo patto Renzi-Berlusconi, quali sono? Vede, intanto posso prendere un minuto, certo. Mi dice che sono 10 secondi? Certo. Allora, intanto partiamo da un dato umano. Io sono convinto che veramente a Berlusconi Renzi piaccia. Cioè, non è un amore strumentale sotto il profilo umano. Faccio un esempio. A me Verdini piace veramente, ma in politica non ci scompartisco niente.
Però se c'ho da tirare una freccia non la tiro contro Verdini, perché a me Verdini mi è simpatico, sì, sono amici. Sì. Quindi il dato umano aiuta in politica, quindi lui veramente gli piace, questo vede, è il figlio che non ha avuto. Sì, vede un questo è il dato umano che sta alla base. Vede un se stesso ma giovane e magari anche abile. Esatto, questo lui lo vede. La seconda cosa è che lui ha visto, questa è la mia idea, in Renzi la possibilità di perpetuare l'ingresso nella stanza dei bottoni di molta gente sua senza perdere troppo la faccia. Cioè Renzi gli consente attraverso il patto di avere delle leve di governo e di contare. Realpolitik, diciamo. È realpolitik sua, che può essere umana, personale, aziendale, politica, quello che ci mette dentro ce lo mette lei, ma la sostanza è che Renzi gli consente di stare al top, anche alla visibilità. Sacrificato di questa operazione è il centrodestra in generale e la sua posizione reale. Allora lui ha trovato la scusa, diciamo così, che collaborano con le riforme ma non con l'economia. Lei ha visto che poi quando era in difficoltà in realtà avrebbe anche collaborato con l'economia, poi la gente si è arrabbiata tanto e è ritornata indietro, sia sul documento sul lavoro provincialmente chiamato Jobs Act, sia che sulla legge di stabilità, sulle prime era anche disponibile ad aiutarlo. Ha detto che dopo non l'avrebbe aiutato, ma l'ha detto solo dopo, se se lo ricorda bene. Sì. In realtà l'intesa è fondamentale, l'intesa è perché consente a Berlusconi di ottenere una centralità di governo, di istanze, di richieste che dall'opposizione non avrebbe. Del consenso. Questa è la motivazione. Su questo punto lei è molto chiaro, però ci sono anche i numeri che lei stesso ricorda nel commento che citavo prima. Da 13 milioni di italiani si è passati a 2 o 3, che pure maledicono il partito. Insomma, qui c'è una questione reale. C'è una fascia ampia di elettorato che non si riconosce a sinistra, perché poi, bene o male, diciamo, siamo partiti dall'analisi del voto in Emilia-Romagna. Lei ha detto quelli entrano ed escono sempre dallo stesso buco. Non c'è questa enorme mobilità elettorale in Italia, no? Quindi, no. Questi 13 milioni di italiani che stavano con il centrodestra, con Forza Italia, PDL, eccetera, insomma, che non si riconoscono a sinistra, ci sono ancora, evidentemente. Certo. Ma il punto è, non chiedo un vaticinio, chiaramente, ma la sua impressione, la sua opinione. Da questa, diciamo, marmellata che è diventato il centrodestra e Forza Italia, si caverà secondo lei una sintesi? Magari includendo anche la Lega? Secondo me bisogna rifare il Popolo della Libertà ed allargarlo, cioè bisogna togliere la centralità ai capi carismatici, non parlo di Salvini, parlo di Berlusconi, che in questo momento volenti costituiscono invece con valore aggiunto un tappo. Se invece Berlusconi ritornasse in sé e dicesse sono platealmente contro di loro su tutto, sono di centrodestra eccetera, allora tornerebbe a essere un valore aggiunto e potrebbe riunificare. Però bisognerebbe vedere se la gente dopo tante volte che ha parlato in un modo e in un altro è disposta a chiedergliela ancora, a credergli ancora. Ultimissima questione, onorevole Bianconi. Che reazioni ci sono state alla sua presa di posizione, Toti a parte? Ma anche inaspettate come posso dire, inaspettate attestazioni di stima. Ferrara ha detto Bianconi sì che ha fatto un tweet, Bianconi sì che ne palle. Che fai, lo cacci? Sì, l'ho visto. Quindi sono contento, insomma, io l'altro giorno mi chiesero a una televisione se si dovesse descrivere come si descriverebbe. In tutta la vita ho pagato e riscosso in virtù di questo principio. Dico quel che penso e faccio quel che dico. Grazie a Maurizio Bianconi, buona giornata. Bianconi, buon lavoro. Grazie a lei, sì, chiarissimo. Buona giornata a Maurizio Bianconi.
E adesso, siccome c'è la Domenica da Leone del leghista Fabbri, sottotitolo sulla 7, dopo la pubblicità diamo un'occhiatina, anzi un orecchietto a quanto sta andando in onda in TV. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Aguzzate la vista! A Casale Litta Varese c'è Ottica Dakar. Da Ottica Dakar, vendita diretta di occhiali da vista e da sole, montature artigianali di produzione propria, lenti delle migliori marche, a disposizione un ottico specializzato e consegna gratuita a domicilio. Ottica Dakar, a Casale Litta Varese, via Marcobi 15. E per gli ascoltatori di Radio Padania, un occhio di riguardo. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ciao, sono Giovanna della Mondoflex. Il Natale è qui da noi e buon anno a tutti! Mondoflex. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E in attesa di mandare in onda la conferenza stampa a minuti, vi proponiamo un altro passaggio di Matteo Salvini e di Alan Fabbri alla trasmissione L'aria che tira poco fa sulla 7. Casomai poi lo sfumiamo nel momento in cui inizia la conferenza stampa, che in ogni caso sentiremo integralmente.
Un secondo solo, voglio che Salvini risponda a Leva. Io ricordo sempre a chi ci ascolta che in questi scorsi 20 anni sostanzialmente si sono divisi a metà gli anni di governo destra e sinistra. Rimane il fatto, Salvini, che lei oggi parla da grande contestatore e Leva le dice: ma se lo ricorda quando stavate al governo, quando Tremonti era il vostro ministro, quando Bossi era il grande capo, il governo del paese a trazione leghista? Le multe delle quote latte, io quello ricordo. Le quote latte. Anni là. Mi vengono in mente questa roba qui, non altro. Guardi, la gente non va a votare anche perché ogni tanto guarda i talk show e sente parlare del passato. Nel passato ci sono stati degli errori che uno deve cercare di non ricommettere, però io ho lo stipendio pagato per risolvere il problema di domani pomeriggio dell'agricoltore della Bassa Modenese a cui Equitalia sta mandando le cartelle esattoriali. Ce l'abbiamo tutti, stiamo qua a dire è più colpa di Prodi, è più colpa di Berlusconi. No, mi scusi, penso che anche il suo stipendio sia pagato per risolvere i problemi di domani mattina. Se lei vuole star lì a dire è colpa tua, è colpa mia, è colpa di mia sorella, lo faccia. Secondo me non fa un buon servizio. Io sono segretario di questo movimento da 11 mesi, penso di aver portato delle proposte che la gente apprezza. Evidentemente non mi hanno quadruplicato i voti in Emilia Romagna perché metto la felpa, perché non hanno l'anello al naso in Emilia Romagna. Evidentemente ci sono delle proposte concrete, penso ad esempio al referendum per cancellare la legge Fornero. Come a quello che avete fatto in Lombardia, 30 milioni di euro costa ai cittadini italiani. Ho capito. 30 milioni di euro per fare un referendum sull'autonomia della Lombardia. Maroni è rappresentante della Lega, se non erro. Ma guardi, a parte il fatto che lo stiamo studiando a costo zero, quindi se vuole le mando il dossier a casa. Detto 30 questo, milioni c'è di una euro, certa sinistra me lo mandi a casa, che lo leggiamo guarda al insieme. passato e lei mi sembra il miglior rappresentante delle persone che dicono è colpa tua, è colpa mia. Io vorrei proporre in Italia la regolamentazione della prostituzione, come c'è in Svizzera, in Austria, in abbiamo Olanda, risolto i problemi dell'Italia, questo è l'unico problema che abbiamo in Italia in questo momento. Su. Leva, facciamolo finire, poi parla lei. È così triste, mi scusi, ma si è svegliato male stamattina? No, sono tranquillamente sereno. Con non con lei, con tutto il rispetto. Bene, perfetto. Ecco, io non penso che l'Italia si rilanci facendo pagare le tasse alle mignotte, però sicuramente in Svizzera, in Olanda, no, Salvini, in Austria, almeno lei non mi dica le parolacce prima mattina. Dalle strade. No, ma perdoni, sto cercando di parlare di temi concreti. Gli asili nido in Francia sono gratuiti per tutti. Si può fare anche in Italia? Sì. A Verona quanto costano? A Verona quanto costano gli asili nido? Allora, posso dire così diventa un disastro. Facciamo finire Salvini, poi le do la parola. Leva, anche un ritorno difficile, Salvini. Signori come questo. Ho capito. Salvini, finisca. Posso? Prego. No, se no mi taccio. No? Portategli una camomilla, offretegli un caffè, fate qualcosa. Prego. Detto questo, stiamo lavorando sui temi concreti, sui temi assolutamente concreti, reali, via la legge Fornero, via gli studi di settore, aliquota fiscale unica, immigrazione da controllare, da limitare. Immigrazione controllata e qualificata è un valore aggiunto anche per la nostra società. L'immigrazione senza vincoli, senza controlli, senza regole è un casino e poi porta alle reazioni di Milano, alle reazioni di Roma. Io faccio politica per dare ai miei figli una vita migliore, non per pigliare 9 consiglieri regionali della Lega in Emilia Romagna, chi se ne frega. Io voglio che quei 9 consiglieri regionali da domani pomeriggio siano in giro per Parma, per Forlì e per Bologna per portare avanti le battaglie concrete che stiamo facendo. Se qualcuno dice in passato è stata colpa mia, colpa sua, io ragiono sul domani, io preferisco guardare al futuro, io mi preoccupo per la gente che non va a votare. Certo, se la gente guarda l'aria che tira e dice questi qua stanno ancora litigando sugli errori del passato, gli cadono le scatole e guarda la telenovela. Se invece dice ma si potrebbero avere gli asili nido gratis anche in Italia? Sì, si potrebbero avere gli asili nido gratis anche in Italia, con gli stessi soldi che Renzi darà agli 80 euro, visto che l'asilo nido costa 500 di euro, si potrebbe fare qualcosa di più strutturale, magari che ti porta qualche voto in meno, ma di più serio, a lunga scadenza. E quindi è questo che io voglio proporre a tutto il centrodestra, tranne Alfano che non mi interessa. Una proposta di vita alternativa a quella di Renzi. È razzismo però questo, Salvini. Una forma di razzismo. Ma no, è ministro dell'interno, ma è anche una brava persona, però è un ministro dell'interno. Ora rientro in studio e faccio parlare Leva, ma anche Minzolini e Sorgi. Però prima vi faccio vedere la giornata di ieri
del leghista Alan Fabbri nella sua giornata, come dire, importantissima di ieri. Guardate. È veramente un risultato entusiasmante, uno schiaffo al governo, perché una percentuale così bassa di voti non l'abbiamo mai vista in Emilia-Romagna, che è una regione che tipicamente va a votare. Il Partito Democratico è stato asfaltato da questa elezione. Fabbri, 35 anni, ingegnere, leghista moderato e sindaco amatissimo di Bondeno, nella Bassa Ferrarese. La spallata l'ha data Matteo Salvini, frequentatore assiduo tra l'Emilia e la Romagna in queste ultime settimane, ma i voti sono i suoi, di quel ragazzone con la faccia buona e il codino che ieri mattina, dopo il voto al campo sportivo, ha cominciato la giornata colazione con pane e salame, nell'azienda di famiglia. Un mio amico di Cento, che è un comunista di quelli che non vale che so che mi vota, perché non ha problema, sono schifo. Pensiero a buttare la Lega Nord, a sta bella male adesso, ma al fag, a de che stavolta il fag. Aspetta, parte perché lo Ma più che i riflettori e i flash dei fotografi, mi sono trovato peggio quando ci hanno sfasciato la macchina e mi sono visti i vetri addosso quel giorno lì in Vierbosa. Ti sei spaventato, ho letto? Sì, è stato pesante. E abbiamo avuto un autista che è stato molto pronto, perché altrimenti ci linciavano quelle persone. Gli alleati sono lontani. Qui a Bondeno si vede solo la bandiera della Lega. Niente Fratelli d'Italia lungo la strada, e anche Berlusconi, quando l'ho incontrato per sostenere la sua candidatura alla presidenza della regione, si è limitato a dargli solo un consiglio. Guarda, adesso è un bel ragazzo, però ti consiglio di tagliarti i capelli e di farti un po' più la barba. E dopo non so cosa dire, ho detto, pensavo fosse un valore aggiunto come Berlusconi, però credi che io di televisione così me ne intendo, in effetti su quello non posso dire niente. Abbiamo altre cose cui pensare, che non la barba e il codino, specialmente adesso. Un giro per i seggi nel paese colpito dal terremoto, una sosta per uno spritz lungo la strada, il passaggio alla Rocca Stellata, palcoscenico per le sue feste medievali. Dopo il pranzo con gli amici, tutti allo stadio di Burana. C'è il derby con lo Scortichino, un'altra frazione della sua Bondeno. Quasi un anticipo di Inter-Milan di qualche ora dopo. Su Forza Italia vedremo stasera un po' il risultato. Credo che questa elezione, per quello che riguarda l'Emilia Romagna, comunque sia un banco di prova per quello che è anche il centrodestra a livello nazionale. L'appuntamento per tutti è dal mister alle 18, il suo bar, i suoi amici, la sua Lega. La sensazione di farcela ad arrivare secondo. Un trattore può aiutare per arrivare fino a Bologna. Allora buon viaggio, Alan. Grazie mille, buon viaggio anche a voi. Grazie. Allora, sul trattore, il derby con lo Scortichino, insomma, il territorio c'è tutto, obiettivamente. Se il problema tricologico, la vittoria al centrodestra, siamo rovinati, Minzolini. Bonjour, capitaine. Guarda la mia mano, occupa un'Umbria, la notte capodan, la sta più se facile, che sta pa una bottiglia, ma ten culte sciocchi in grappa, che ni sen che si sveglia. Bonjour, capitaine. Occupa una persona, son mea se l'era grama, son mea se l'era buona, mandavi la raison, entri in cadena, so che mi manca il mio figlio, so che mi manca la mia donna, Bonjour, capitaine, per dire la verità, che non pieva e Giovanni torna qua, sono sempre stato ordini e t'ho mai tradito, però questa sera questa guerra basti finire.
an, me parte fec fresh, la guerra la finis mai, me parte veni vec, crepo in divisa, ve mancai in una bandiera, e lassù che la morte la vaga in giri in cantiera. Monsieur Capitan, guardate che ironia, la giacchetta insanguinata udeva fes la mia. Bastava che incontravi un bastardo come me, invece che incontrare che il porcifolare. Monsieur Capitan, guarda i match e questa terra intera in genere sempre che dal conflitto e penso deve sfort al sempre. Grazie a tutti, ovviamente siamo qua a commentare un risultato dal nostro punto di vista neanche lontanamente prevedibile anche per i più ottimisti. I numeri dicono che in 6 mesi abbiamo raddoppiato i voti di persone reali, passando da 116.000 voti alle elezioni europee a 233.000 voti alle elezioni di ieri, abbiamo quadruplicato la percentuale, quindi siamo strafelici. Abbiamo una pattuglia di 9 consiglieri regionali che già da oggi pomeriggio hanno il dovere di essere presenti, finiti i festeggiamenti sul territorio, a fare i guardiani
di tutto quello su cui ci siamo impegnati in campagna elettorale è di marcare a uomo un partito democratico che comunque ha vinto nonostante i disastri compiuti, quindi prendiamo atto del dato elettorale. Poi Alan parlerà di questi 9 consiglieri regionali, fra cui c'è il più giovane eletto della storia del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. La valutazione è che non ha vinto nessuno, visto che 2 persone su 3 sono rimaste a casa. E quindi, a differenza di Renzi che gongola e twitta, noi ci domandiamo il perché in una regione di solito partecipativa come l'Emilia Romagna ci sia un dato di astensione come questo, e facciamo anche un esame di autocritica per capire come in futuro proporci ai non elettori in maniera seria, credibile, concreta e coinvolgente. Quindi non andiamo in giro a stappare spumante, cosa che la vecchia politica ci permetterebbe di fare, perché in ogni caso l'Emilia Romagna è un segnale negativo per la democrazia e per la partecipazione in quanto tale. Detto questo, è un segnale positivo perché il mondo e l'Italia esisteranno anche dopo Renzi. Sta nascendo una proposta economica, culturale e di vita totalmente alternativa al renzismo, che si basa su pochi punti, però precisi, concreti e coerenti. Uno, la proposta economica della Lega la presenteremo a Milano sabato 13 dicembre, quando lanceremo la campagna per l'aliquota fiscale unica secca, uguale per tutti, famiglie e imprese, al 15%. Verrà il professor Rabushka dagli Stati Uniti, che è uno degli inventori della flat tax, e quindi meno tasse, che significa meno Stato e meno burocrazia. Il dopo euro, che ci dicevano avrebbe allontanato e spaventato gli elettori, mentre la gente sa far di conto e quindi si sta rendendo conto che l'euro ha vita breve. Noi stiamo preparando un'uscita la più soft e la più indolore possibile, una battaglia senza quartiere a un'immigrazione senza controllo, che in Emilia Romagna sta causando dei danni che magari non arrivano anche alle televisioni come Tor Sapienza, che però noi vorremmo prevenire per evitare altri episodi come quelli. E poi le battaglie della Lega. Stiamo aspettando il giudizio della Corte Costituzionale a giorni per l'ammissibilità o meno del referendum per cancellare la legge Fornero. Ci auguriamo che la Corte rispetti la volontà dei 500.000 che hanno firmato e che quindi in primavera tutti gli italiani possano pronunciarsi su questo referendum. Non voglio neanche lontanamente prendere in considerazione il fatto che ci rubino questa possibilità, perché in questo caso ci arrabbieremmo e parecchio. Detto questo, i temi dell'Emilia Romagna sono sul tavolo. Oggi, mentre noi stiamo parlando e Bonaccini sta festeggiando, ci sono migliaia di imprenditori a cui Equitalia sta mandando a casa delle cartelle esattoriali idiote e senza senso, e quindi sono stati 20 giorni appassionanti. Abbiamo fatto la campagna elettorale spendendo 2 lire. Penso che abbiamo speso per tutta la campagna elettorale in Emilia Romagna quello che il PD ha speso per fare l'incontro di Renzi al Palazzetto dello Sport, per intenderci. Abbiamo consumato tanta suola di scarpe e abbiamo raccolto un patrimonio che ci piacerebbe spendere in tutta Italia, nel senso che da oggi ci sentiamo parte di un progetto che non guarda solo al nord evidentemente, ma guarda a tutta Italia, visto che le 2 emergenze, disoccupazione e immigrazione, si fanno sentire a Ferrara, si fanno sentire a Brescia, ma si fanno sentire anche a Taranto e a Salerno. Non mi appassiona particolarmente il derby in casa con Forza Italia o l'aver superato Grillo, anzi il voto dell'Emilia Romagna ci dà una responsabilità in più e quindi vedremo di meritarci la fiducia avuta e di riguadagnarci la fiducia di quei milioni di elettori che anche ieri hanno preferito rimanere a casa. E quindi è una bellissima sfida e quando Renzi vorrà noi saremo pronti. Alan? Sì. Anch'io mi associo ovviamente a quello che ha detto Matteo. È stata una sfida sicuramente appassionante. Abbiamo fatto in 3 settimane 17.000 chilometri,
impostando una campagna elettorale in mezzo alle persone, tra i bar, i mercati, le piazze, e è stata un'occasione sicuramente di crescita per il movimento importante. Il dato ovviamente l'ha già commentato Salvini, alcune magari riflessioni più puntuali. Al di là del risultato politico che la Lega Nord diventa il secondo partito a livello regionale di Emilia Romagna, e come si diceva prima ovviamente queste cose ci responsabilizza. Abbiamo eletto 9 consiglieri regionali, tra cui il più giovane di tutte le consigliature della regione Emilia Romagna, Rancan di Piacenza, 22 anni. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti, sempre a Piacenza il centrodestra è la prima coalizione. A Ferrara, che è la mia provincia di residenza, siamo arrivati testa a testa con Bonaccini, 42 circa la coalizione di centrosinistra, 40 la coalizione di centrodestra, anche questo è un dato storico. Siamo il primo partito in tantissimi comuni dell'Emilia Romagna, dal Piacentino al Ferrarese, passando per il Modenese. Abbiamo avuto un dato molto importante e significativo in termini appunto di percentuali Lega Nord, per quello che riguarda l'area del cratere terremotato dimenticato appunto dal governo, del governo centrale. Considerate che siamo il primo partito a Finale Emilia, a Mondeno, a Cento, a Mirabello, a Sant'Agostino, quindi tutta la parte del cratere sia modenese che ferrarese ha avuto appunto un riscontro molto importante, anche la parte alluvionata dei territori emiliani. Credo che, come si diceva prima, da oggi comincia un nuovo modo anche di fare opposizione, che deve essere organica, compatta e contrastare quello che è uscito da questo voto, che mette ovviamente in evidenza una strategia politica del PD che è mancata, tant'è che la maggior parte degli elettori dell'Emilia Romagna non sono andati a votare, e credo che anche ci sia stata una volontà da parte sia del sistema delle istituzioni dell'Emilia Romagna che di un certo tipo comunque di visione politica del PD, che ha voluto nascondere comunque il fatto che si andava a votare per non andare a creare dei problemi al loro candidato presidente, a cui auguro comunque un in bocca al lupo per quello che dovrà essere appunto il suo lavoro. Domande? Aspetta, domande con microfono, altrimenti non ci sentono. Prova. Allora, ha già spiegato come spenderai sul territorio questo risultato, ma nell'ambito del centrodestra? Nell'ambito del centrodestra ovviamente non c'è nessuna ostilità, anzi spero che questo risultato sia uno stimolo per lavorare su pochi punti concreti, su 4 o 5 punti concreti. Il tema economico è il primo. Proprio oggi come Lega presentiamo una proposta di legge per emendare la Costituzione, visto che sta cercando di emendarla da cima a fondo, in cui diciamo che prima ancora del pareggio di bilancio la necessità è la piena occupazione, e quindi ribaltare l'approccio con le politiche europee, il rispetto dei vincoli europei, dei tetti, dei deficit cretini, e quindi prima la piena occupazione e poi ci preoccupiamo di tutto il resto, perché se la gente non lavora, non consuma e non paga le tasse non vive. Speriamo che il dibattito in seno a Forza Italia si sviluppi in maniera rapida, perché su questi temi, economia, il rispetto delle autonomie e delle identità, con una ripresa e un completamento serio del percorso del federalismo che in Italia purtroppo da anni è rimasto in sospeso, e quindi io penso che con una coalizione compatta, che per ovvi ed evidenti motivi non può comprendere Alfano, che non ha niente di alternativo a Renzi e non ha niente di centrodestra. Dico Alfano perché non parlo di tutto il suo schieramento, visto che ci sono uomini e donne anche nel nuovo centrodestra che penso possano essere interessati alla nostra proposta di governo, perché noi stiamo costruendo qualcosa che punta a essere maggioranza. Non partecipiamo per il gusto di partecipare, ma partecipiamo per arrivare laddove si decide, e poi decidere in base a un programma assolutamente chiaro, che può piacere o non piacere, ma dal nostro punto di vista rilancerebbe l'economia in Italia. Berlusconi gli ha fatto i complimenti o no? Berlusconi non l'ho sentito, anche perché non aver vinto un derby come quello di ieri sera mi avrebbe portato a essere incazzato, e quindi conto di sentirlo nelle prossime ore.
Matteo, volevo chiederti quale sarà l'identità futura della Lega, nel senso, tu proponi la flat tax che è figlia della dottrina reganiana, e una politica liberista significa avere delle imprese o delle multinazionali che vengono in Italia e che poi vogliono mano libera sia sul costo, sul potere d'acquisto dei salari, sul rapporto con i dipendenti, ma anche nell'uso della manodopera, che molto spesso è extracomunitaria, e questo anche perché gli extracomunitari hanno meno capacità di poter difendere il loro potere d'acquisto dei salari. Tu però sei sempre stato uno che è andato a parlare con gli operai, è stato dentro le fabbriche e tutela o ha cercato di tutelare la loro condizione lavorativa. Come pensi di poter conciliare due politiche così diverse tra di loro? Perché o è liberista e quindi è vicina a quelle imprese che vogliono venire in Italia ed avere mano libera, o è E anche il regalo per lo zio Pietro è fatto. Dai che ci siamo quasi. Chi manca ancora? Allora, abbiamo detto, per tuo fratello Marco un orologio esagonale a 15 lati per la sua collezione. Per Marta un armadio trasparente senza ante, così finalmente troverà subito cosa mettersi. Sì. E per Paolino, che va matto per i peluche, un riccio domestico senza spine da abbracciare quando va a letto. E per mia madre, scusa? Un cactus? Con Ikea non esistono regali impossibili. Scopri tante idee regalo per ogni gusto ed esigenza in negozio o su ikea.it/idee regalo. Voto di assistiti, che è stato anche quello emiliano-romagnolo, che è un voto di conservazione. I produttori in questo momento sono sempre messi meno in grado di produrre, e se non producono non assumono e non creano ricchezza. E quindi preferirei andare oltre le vecchie categorie del Novecento, siamo nel 2014, io voglio aiutare chi produce. Chi produce può anche essere un pubblico dipendente, che produce servizi lavorando il doppio perché deve tappare i buchi del collega assenteista tutelato dai sindacati. Quindi voglio andare avanti, non mi ritengo né di destra né di estrema destra, anche perché la flat tax è liberista, però un mantenimento di un certo tipo di stato sociale. Quando siamo andati a visitare l'ospedale di Nova Feltria, nelle montagne del Riminesi, ci siamo impegnati a che gli ospedali in montagna mantengano i livelli di assistenza che garantiscono oggi. Quindi non siamo schizofrenici, semplicemente c'è una sacca di assistiti che votano per interesse, anche non solo, non voglio fare il Landini che Renzi lo votano le persone, il voto è voto, e quindi se il PD ha vinto in Emilia, viva il PD. Detto questo, abbiamo un progetto di vita diverso che, ad esempio, partendo dalla flat tax, aiuterebbe soprattutto gli ultimi, perché oggi a pagare in Italia sono i redditi da 20.000 euro, mentre i milionari non pagano una lira, o se lo fanno è un'eccezione. Quindi vorremmo riportare un po' di giustizia sociale, uso questa parola grossa, però anche lavorando sulle leve economiche. Dov'è il microfono? Domande? Boh. Se siamo stati esaurienti, siamo assolutamente... Aspetta, no. Se sentirà Berlusconi oggi, come ad Alfano chiede di non fare in un certo modo il ministro dell'interno, ci sarà una richiesta che farà a Berlusconi, per esempio, di disimpegnarsi su fronte a riforme, sostegno più o meno nascosto a Renzi, un patto da sottoscrivere insieme? Sono delle richieste precise che farà Berlusconi per riprendere? Stiamo cercando di essere maggioranza in Italia per una proposta alternativa a Renzi. Evidentemente non puoi soccorrere Renzi per quello che è il suo progetto di controllo della società. Poi però non do lezioni né a Forza Italia né a Berlusconi. Dico semplicemente che le pseudo riforme che sta portando avanti Renzi sono un danno per il Paese. Pensiamo alla cosiddetta abolizione delle province, che in questo momento sta costando agli italiani di più, a decine di migliaia di dipendenti pubblici in ufficio che non sanno che cosa fare, come farlo e con che soldi farlo, e metterà a serio rischio la manutenzione delle strade e il riscaldamento delle scuole. Adesso li aspettiamo al varco, quindi chiunque sostenga Renzi sostiene le politiche di Bruxelles, perché Renzi è la brutta copia di Monti, né più né meno. Quindi per quanto mi riguarda io a Renzi non solo non do il braccio, ma non gli do neanche il dito mignolo, ma non perché mi sta antipatico, anzi mi sta pure simpatico,
Però il problema è che le sue ricette in campo economico e istituzionale sono contro l'Italia. Grazie a tutti. Sono le 12:04. Radio